Perché si viene promossi è sempre difficile dirsi, perché è un mix, non c'è una sola risposta. Abbiamo studiato, abbiamo avuto capacità di sedurre il pubblico, sì, abbiamo avuto questa capacità. Abbiamo avuto da parte delle istituzioni un grande aiuto, certo, e poi abbiamo avuto anche fortuna. Noi non riusciamo, come credo non riesca nessun teatro ancora, a incominciare ad avere feeling con alcune generazioni. Questo è vero, perché quando sono piccoli vengono deportati dalle scuole, quando sono grandi e si sposano, hanno figli, fanno difficoltà a venire. Sono sicuro che se noi fossimo più capaci di accogliere, probabilmente ne avremmo di più. Quando io ero giovane ed ebbi il primo figlio, per convincere mia moglie a uscire e andare al cinema o a teatro ci voleva un grande aiuto da parte della provvidenza. Ma se avessimo trovato dentro il teatro, che devo dire, un minimo di spazio con un po' di personale specializzato, che tranquillizzasse mia moglie sul fatto che il bambino era ben accudito, probabilmente saremmo andati una volta in più. Il teatro intanto deve essere la grande casa di tutte le culture. Secondo, non deve essere la casa di piccole lobby, di piccole consorterie, dell'amichettismo che c'è molto nella cultura nazionale e anche internazionale. E poi naturalmente è già la casa del pubblico. Bisogna migliorare un po' tutta l'accoglienza, bisogna migliorare il fatto che le giovani coppie sappiano che noi siamo capaci di accogliere loro, i loro figli magari, che certo siamo inclusivi, forse non abbastanza, perché se mio fratello, che è stato un disabile, avesse avuto più accoglienza, probabilmente saremmo stati più capaci tutti di accoglierlo. Quindi la stiamo costruendo questa casa giorno dopo giorno. Qual è il legame tra il vostro programma e questo simbolo? Ma il legame è tra il teatro di prosa in generale e questo simbolo, però devo dire anche il nostro cartellone, nel senso che è un'immagine ironica, gioiosa perché è molto colorata, di che cosa? Del grande errore dell'essere umano. Quindi sì, è legata al nostro cartellone, perché io spero che anche nelle proposte più drammatiche riusciamo a contaminare il nostro pubblico di gioia, di piacere, della partecipazione dell'evento, dell'accadimento teatrale. Io credo, e credendo appunto che sia un rito collettivo, credo nel benessere della partecipazione al rito teatrale e anche nel suo divertimento, e questa immagine secondo me racchiude tutto questo racconto, appunto il racconto del grande errore, quello che ha definito e determinato l'essere umano nelle sue contraddizioni, nel suo essere fallibile, e di questo si occupa l'arte, cioè cercare di capirci qualcosa, che cosa ci stiamo a fare su questo pianeta. C'è un filo conduttore che permette di fotografare la vostra offerta per la prossima stagione? Qualcosa che metta tutto insieme? Ma come sempre, come ho detto anche l'anno scorso, ed è un mio tormentone, quello che mette tutto insieme è l'incontro tra i grandi autori con i grandi attori e le grandi attrici del panorama nazionale. Questo è certamente quello, credo che il teatro di prosa in generale, ma soprattutto nella dimensione, appunto, in quello che vorrei raccontare con il TSV, è proprio la centralità dell'interprete, proprio perché sono convinto che gli attori italiani e le attrici italiane nella storia abbiano insegnato non solo a recitare, ma io credo anche un po' a pensare e a vivere in tutto il mondo. Se pensiamo alla Duse, ad esempio, o pensiamo al grande cinema italiano di metà secolo, ecco, quegli attori, quelle attrici ci hanno insegnato a pensare non solo, ma ci hanno insegnato a sperare nel domani, ci hanno dato una speranza insieme a un sorriso. Perché opere come Il Gabbiano continuano ad essere quelle più importanti in un cartellone di un teatro stabile? Perché attirano ancora così tanto pubblico?
Allora, io non credo che i classici siano gli spettacoli di punta di un cartellone, quando il cartellone è un cartellone intelligente. Io, che ho sempre fatto drammaturgia contemporanea, non mi sono mai sentita in una fascia minore rispetto agli spettacoli classici, anzi mi sentivo forte del fatto di portare al pubblico qualcosa di fresco, qualcosa che potessero capire in maniera più immediata, ed è stata sempre una scelta. Adesso, dopo tanti anni, per la prima volta sulle tavole del palcoscenico, perché in cinema ho fatto con Alberto Sordi il Molière, ho fatto con Gianni Amelio Ibsen, ho fatto Chekhov, ho fatto con Elio Petri e Mastroianni, ho fatto Sartre, quindi io i classici li ho fatti, però li ho fatti sempre davanti alla macchina da presa. È la prima volta che faccio un classico in palcoscenico, e lo faccio perché c'è Filippo, perché io adoro Filippo come regista e ho fatto con lui una esperienza che ho dovuto interrompere per un altro impegno di lavoro, che era Osage County, agosto a Osage County, ed è stato un momento meraviglioso di teatro, non solo perché lo spettacolo era bello, non solo perché il personaggio era perfetto per me, io gliene sono grata di avermelo affidato, ma proprio perché mi sono trovata in un'avventura esistenziale prima ancora che un'avventura artistica importante. Filippo mette insieme delle persone che sono di livello umano superiore, oltre che di livello artistico superiore. E questo, negli anni facendo teatro, ho capito che è la cosa più importante, creare uno spirito di gruppo, quella è una cosa più importante in teatro. Però nel Gabbiano ci sarà anche qualcosa di contemporaneo? Ma per forza ci sono io che sono contemporanea, non ci sarà nulla di retorico sicuramente, non ci saranno attori tromboni, non ci sarà il mio personaggio, spero che faccia anche un po' ridere nella sua pochezza esistenziale, perché è una donna che non è capace di essere madre, una donna che non è capace di vedere al di là del suo ego, però io sono sempre alla ricerca di qualcosa che l'autore non ha scritto, che non ha detto e che voglio dire io, perché secondo me un primo attore diventa tale solo quando riesce a dire qualcosa in più di quello che c'è sulla carta, quando diventa anche un po' autore del personaggio.